Fermare le impostazioni sleali di cibi che non rispettano gli standard europei e mettono a rischio la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori. Le stesse regole che seguono le imprese agricole in Europa devono essere rispettate da chi vuole vendere in Italia, da qualunque paese voglia esportare qui. E servono più controlli perché ora solo il 3% delle merci viene fisicamente verificato nei porti e alle frontiere. Questa è la posizione di Coldiretti, presente oggi a Strasburgo, in corteo fino al Parlamento europeo con oltre 1000 soci agricoltori guidati dal presidente Ettore Prandini e dal segretario generale Vincenzo Gesmundo, al fianco degli agricoltori francesi della FNSA. La deriva autocratica e ideologica imposta da Ursula von der Leyen sta uccidendo l'agricoltura europea e mettendo a rischio la sovranità alimentare del continente. È stata una giornata veramente cruciale, la presenza di agricoltori, soprattutto francesi, penso che soltanto quei trattori erano più di 2000. Devo dire che il grido è unanime da tutti i produttori, gli agricoltori d'Europa, insomma, così com'è questo Mercosur non va assolutamente bene. O ci sarà la reciprocità tra noi e i paesi che extra CE che aderiranno a questo accordo, oppure veramente l'agricoltura rischia di vedere veramente un momento difficilissimo. Ma poi ne va anche della salute dei cittadini, questo è un altro argomento che non va dimenticato, perché alla fine insomma noi rispettiamo delle regole, dei prodotti e tutto che vanno a tutelare soprattutto la salute dei cittadini, cosa che i produttori di questi mercati del Sud America non rispettano per nulla. Quindi questa è la cosa più importante.